diciamo, già non abbiamo una grande tradizione come paese dal lato dell'impressione di avere un ruolo da giocare veramente nel mondo. No. Siamo storicamente stati un luogo dove gli altri vengono a farsi gli affari del mondo a casa nostra. Quando abbiamo provato a mettere fuori le cose non è andata benissimo. E quindi ovviamente non siamo la Francia, non siamo l'Inghilterra, e anche questo spiega perché la Francia ha Le Monde e noi sui giornali troviamo sempre il pollaio quotidiano messo in prima pagina, dove non solo non c'è il fatto internazionale, ma non c'è neanche il fatto significativo per la vita comune, diciamo, della gente, dei cittadini. Detto questo, è un guaio serissimo, perché a questo, che è un dato di lunga tradizione, si aggiunge il fatto che è un momento particolare, sono anni nei quali effettivamente il paese non ha un orizzonte, e quindi il ripiegarsi, diciamo, in riflessioni tutte provinciali e domestiche, e questo ripiegamento secondo me un po' sfiduciato, insomma, sulle prospettive del paese, che è una sfiducia che è penetrata intimamente nel corpo del paese, certo non aiuta ad allargare lo sguardo. Ora, come uscire da questo? Certo che questo colpisce la sinistra, che parte sempre da visioni universali, diciamo così. Il punto è questo: non c'è più bisogno adesso di far ripartire, come si faceva una volta, la Cina, cose eccetera, perché praticamente oggi, parlando del mondo, si parla di noi, e parlando di quelli del mondo si parla dei problemi che abbiamo alla porta di casa. Quello che sta succedendo nel mondo, diciamo nel mondo, chiamiamolo sviluppato, avviene ovunque da alcuni anni la stessissima cosa, che infatti ha la stessissima risposta, e cioè arriva lo schiaffo dei contraccolpi della globalizzazione. Poco da fare. Le spine, sfiorisce la rosa, e la rosa c'è stata e c'è, io non arrivo a dire che sono sbagliato, quando una miliardata di persone si mette a mangiare e a vivere a cose, io che sono di sinistra non posso certo dirne male. Dopodiché devo domare la bestia dei contraccolpi che ci sono sempre stati nella globalizzazione. E quindi cosa viene fuori? Viene fuori dei fenomeni che non controlli, le finanze, il clima, le migrazioni, eccetera. Vengono fuori, diciamo, delle inquietudini nuove. Adesso poi, se mi capita, vorrei dire qualcosa su questo tema qui del lavoro, perché e quindi si crea una situazione di insicurezza nelle società sviluppate, alle quali ovunque la destra ha dato la sua risposta con parole d'ordine regressive, mentre la sinistra non è stata e non è ancora in grado di elaborare, dal punto di vista della stessa esigenza, che è quella di protezione, una proposta con i suoi valori. La destra, proteggere per la destra vuol dire tirare su delle barriere, trovare un nemico, sviluppare l'egoismo prima a casa tua, cioè prima gli americani, poi prima gli italiani, no, prima i veneti, no, prima quelli treniti, e via. E gli altri sono nemici avversari, eccetera. Poi ai privilegiati che incoraggi, gli chiedi di essere compassionevole verso i più deboli, la flat tax, che sta venendo fuori tutti noi, quella roba lì, è l'alleanza tra i super ricchi e la compassione verso i super poveri addosso al ceto medio. Ha le sue proposte la destra che promettono protezione. La sinistra è ancora ferma a quando i centro-sinistra vinsero nella fase crescente della globalizzazione. A me sembra che lo vede il bambino questo fatto. All'inizio della globalizzazione
tutti i centrosinistra nel mondo vinsero. Vinse Clinton, vinse Prodi, vinse Blair, vinse Jospin, vinsero tutti. Mica tutti uguali, perché un conto è Blair e un conto Jospin. Ma quale più, quale meno, qualcuno con dei compromessi, delle subalternità, qualche altro in modo più, diciamo così, secco, netto, preciso, impegnativo, però il messaggio era ok globalizzazione, ma insomma dal volto umano, non il liberismo alla Thatcher, alla Reagan, che allora era la destra. Può anche essere abbastanza naturale che uno si attardi sui punti sui quali ha vinto. Il merito, la flessibilità, l'uguaglianza delle opportunità, tutte queste robe qua. È abbastanza anche naturale, ma se ci si ferma troppo, e io sono anni che lo dico, guardate che è come uno, avete visto i cartoni animati, no? Uno sta comodo sulla sedia dove era stato 4-5 anni, a un certo punto gli tira via la sedia e per 2 secondi resta ancora seduto sull'aria, poi a un certo punto va giù. Allora, e adesso poi se posso riprendere, poi parlerò del lavoro, secondo me è fatto clou. Cioè, la sinistra deve capire in che fase siamo. Adesso dimostrerò quando potrò dire, guardate che sul lavoro sta succedendo una cosa, non solo sul lavoro, ma per me quello centrale, quello lì, che, ma volete che non metta nei guai la sinistra? Non facciamoci troppe autoflagellazioni. E i partiti di sinistra, i sindacati che non ce la fanno. Sì, ma ragazzi, ma lo sappiamo cosa è successo? È successo che in 15 anni è arrivato 700-800 milioni di persone, esercito di riserva del lavoro, che si sono messi a fare produzione. Volete che non arrivi uno schiaffo verso i lavoratori dei paesi già sviluppati in termini di diritti, in termini di salari? Volete che arrivi questo? Non è successo solo questo, è successo che i luoghi di decisione si sono spostati da dove negozi e contratti la fabbrica a posti come la finanza che non riesce a ferrare. Per cui se uno sta alla produzione stretta diventa una commodity, puoi farla qui, farla là, farla su, comanda la finanza. È successo alle tecnologie, che prima la fase rivoluzionaria, internet, tutte queste robe, adesso diventano pervasive. Tolgono lavoro e cambiano, questo non ne parliamo, ma cambiano la gerarchia nella filiera fra chi ha la piattaforma che dirige, che gestisce e là in fondo alla catena ci sono dei fatti che cominciano a somigliare allo schiavismo e chi li ferma. Allora attenzione che è successo uno sconvolgimento, per fortuna non uguale, che non ha gli stessi esiti, ma non molto nella forza, non molto distante da quello che successe nel primo ventennio del Novecento, che non a caso scompaginò le sinistre nelle cose. Quindi attenzione, è successa una cosa grossa, ma la sinistra, a partire dal mondo, appunto, sto parlando del mondo, non sto parlando, ma la sinistra c'ha un asset micidiale, un asset che può avere delle onde su e giù, ma l'uguale dignità e libertà di tutte le persone, gli uomini e le donne del mondo, è l'asset della sinistra. E bisogna tornare a metterlo al concreto, ma anche a pronunciarlo un po', perché se non abbiamo, diciamo, se non abbiamo il messaggio fondamentale. Adesso c'è una disuguaglianza micidiale, c'è una generazione umiliata, c'è un ricatto sul lavoro micidiale, c'è un fisco che fa ridere, se non piangere, c'è un welfare che sta cedendo. Ragazzi, la disuguaglianza si riduce, la sinistra di governo ha sempre capito che la disuguaglianza si riduce su 3 cose: un lavoro buono,
buono, welfare universalistico, scuola, salute, sicurezza, non ce ne può né ricco, fisco fedele e progressivo. 3 cose, non 30. Ma volete che non parlino 3 cose così alla gente? Se non siamo proprio io credo che bisogna partire così. Scusa se non faccio.